Che siamo un po' agitati, sì, non è facile. A dire dobbiamo andare via ancora di casa. Perché si Non è parla di così. eventuale evacuazione. Eventualmente di andare via ancora. Io ho anche la mamma anziana. Un boato forte l'altra sera ha scosso nuovamente la frazione di Schiucazze. Il materiale sul fronte fatto esplodere la scorsa estate è collassato e fra gli abitanti è tornata la paura. Siamo ritornati a Schiucazze. Mercoledì sera il movimento franoso che è alle nostre spalle, quello oramai ben tristemente noto, la scorsa estate si è rimesso in moto. Ci sono stati dei segnali preoccupanti. Un boato ha scosso nuovamente gli abitanti della frazione che continuano a vivere nell'incubo costante. Non ha fine assolutamente, perché ci sono 5 mesi, dovevano fare i lavori prima, per conto mio. Perché adesso sta piovendo. Sta piovendo e stanno lavorando, comunque dovevano approfondire un po' prima le cose, dai, diciamo. Dopo si danno la colpa uno con l'altro, come sempre, esatto. E così stanotte è probabile che 2 famiglie, quelle le cui abitazioni sono proprio sotto il grande cantiere della frana, dovranno lasciare la propria casa in via precauzionale. Veneto Strade e Regione subito al lavoro con i mezzi escavatori capaci di arrampicarsi sul pendio ripido del versante. Allora, vi facciamo vedere con Francesco Bortotte la macchina operatrice che sta cercando di spostare il materiale che l'altra notte si è spostato. Qui c'è l'acqua che viene convogliata all'interno del tombino, sono stati messi dei sacchi a protezione e c'è la gente che sta guardando quello che sta accadendo, perché l'incubo a Schiucazze sembra non avere fine. Se domani il tempo ci aiuti, no, viene migliorata tutta la sicurezza del movimento franoso. Ulteriormente poi viene scarificato tutto quanto il coronamento della frana e poi si farà tutti i miglioramenti possibili immaginabili dove per portare un po' di sicurezza, ma ci vuole un po' di tempo. L'intervento di consolidamento era previsto proprio per questa settimana. La pioggia ha fatto precipitare nuovamente la situazione. In comune è stato aperto il COC, un servizio di guardiania vista grazie ai volontari della Protezione Civile viene garantito per tutta la nottata. La strada di accesso alla frazione è momentaneamente interdetta al transito.